Lorenzo era nato in una terra di colline verdi e antiche foreste, dove il vento sussurrava segreti e promesse. Era un ragazzo con un cuore puro, cresciuto tra le voci delle campagne e le preghiere della sua gente. Fin da piccolo, Lorenzo sentiva una profonda voce dentro di sé, una voce che parlava di pace, di giustizia e di un amore immenso verso chi soffriva. Quando aveva solo 10 anni, venne preso come ostaggio dal re della sua terra, un uomo spietato e crudele, che lo costrinse a vivere in un luogo deserto e solitario. Quei giorni erano pieni di paura e solitudine, ma Lorenzo, anche in quella disperazione, trovava il modo di pregare, di parlare a Dio come fosse un amico accanto a lui. Quel tempo segnò la sua anima, rendendola forte e compassionevole. Dopo 2 anni, finalmente, suo padre riuscì a liberarlo, minacciando il re che tanto male gli aveva fatto. Ma quando lo ritrovò, Lorenzo, con una calma incredibile, chiese solo una cosa: di rimanere con il vescovo del villaggio vicino per diventare monaco. Quel desiderio ardeva in lui come una fiamma inarrestabile, e così fu. Rimase lì, dedicandosi agli altri e alla preghiera, imparando a guidare con umiltà e saggezza. Diventato adulto, Lorenzo venne nominato abate e subito si trovò di fronte a un grande dramma, una carestia che gettava il suo popolo nella fame e nella disperazione. Lorenzo non esitò un solo istante. Divise il pane che aveva, aprì le porte del monastero e trasformò ogni angolo in un rifugio sicuro. I poveri lo chiamavano Salvatore, ma Lorenzo non si inorgogliva. Si ritirava in silenzio a pregare, chiedendo forza per continuare. Non tutti, però, lo amavano. Alcuni monaci lo guardavano con invidia, infastiditi dalla sua severità verso chi non rispettava la vita monastica, ma Lorenzo, con pazienza, li perdonava e continuava a fare ciò che sentiva giusto. Poi, un giorno, venne nominato vescovo di Dublino. Il suo cuore si riempì di gioia e di timore. Ora avrebbe dovuto prendersi cura di un popolo ancor più vasto, una folla che aveva bisogno di pace e guida. Lorenzo introdusse regole per il clero, chiedendo che vivessero con umiltà e amore per i poveri, come lui stesso faceva ogni giorno. Si alzava all'alba per pregare e camminava per le strade, cercando chi avesse bisogno di conforto, chi avesse perso la speranza. Le sue mani accarezzavano le teste dei bambini, offrivano cibo agli affamati e ogni parola che pronunciava era come un balsamo per i cuori feriti. Ma i tempi erano oscuri. Un esercito straniero invadeva la terra, portando guerra e dolore. Lorenzo, pur con il cuore pieno di tristezza, si fece mediatore tra il suo popolo e gli invasori, cercando di proteggere la città e la sua gente. Ma i nemici non avevano pietà e attaccarono, lasciando dietro di loro rovine e lacrime. Lorenzo allora si trasformò in un conforto vivente, andando casa per casa, abbracciando i feriti, pregando con chi aveva perso tutto. Non temeva la sofferenza degli altri, anzi, era come se il suo cuore ne avesse bisogno per crescere, per diventare più grande. Quando infine la guerra sembrò placarsi, Lorenzo si recò in Inghilterra, davanti al re che aveva sostenuto gli invasori. In quel viaggio portò con sé solo la sua fede e il suo amore per il suo popolo. Si fermò anche a pregare presso il sepolcro di un grande santo, chiedendo forza per proteggere la sua Irlanda. Ma mentre si preparava a celebrare la messa, un pazzo lo colpì alla testa.
Lorenzo perse coscienza per un momento, ma quando si riprese, continuò a pregare. E quando dissero che quell'uomo sarebbe stato punito, Lorenzo chiese misericordia per lui, perdonandolo. Ritornato in Irlanda, partecipò ai concili con altri vescovi, lottando sempre per la giustizia e la verità. In quegli incontri non si piegava mai al potere dei re, né si lasciava intimidire. Quando qualcuno cercava di portarlo lontano dal suo scopo, Lorenzo, con fermezza e dolcezza, restava saldo nella fede. Verso la fine della sua vita, dopo tanti anni di lotta e preghiera, Lorenzo si ammalò. Durante l'ultimo viaggio, mentre il suo corpo si indeboliva, sorrideva con una serenità incredibile. A chi gli chiedeva se avesse fatto testamento, rispondeva: «Dio sa che non possiedo nulla». Non desiderava nulla per sé, il suo unico pensiero, fino all'ultimo respiro, era per il suo popolo. Mentre la vita lasciava il suo corpo, Lorenzo era sereno, pronto a tornare nella pace eterna. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.